Eccoci con Antonio Tarlà, ultima partita di questa stagione che abbiamo chiuso al sesto posto, 46 punti, perciò come in linea con gli altri precedenti campionati, escludendo il primo e quello dell'anno scorso dove siamo arrivati secondi con i play-off. C'è un po' di rammarico per quei 3 punti persi domenica, che con i risultati di oggi insomma ci avrebbe visto a disputare, diciamo, proprio i play-off, però come si dice non bisogna piangere sul latte versato. Guardiamo e analizziamo un attimo questo campionato, questa stagione, perché lei ha ricevuto tante critiche, spesso ingiuste, e magari qualcuna ci poteva anche stare, però non ha creato quelle condizioni di serenità che forse c'era bisogno. Ma io non penso, nel discorso del gruppo, della squadra, non penso che ci sia stato questo. Noi abbiamo raggiunto il sesto posto, come l'anno scorso il secondo, e il primo all'ottavo posto, il primo anno. Io ho fatto un'analisi, perché io sono dimissionario, ho fatto un'analisi e ho detto, continuando così col budget che abbiamo noi in questo momento, non entrando altri imprenditori del portogruarese, possiamo fare un degno campionato di promozione, però Portogruaro secondo me merita di più. Quindi io mi sono messo da parte e non ho badato al discorso delle critiche e quant'altro, perché bisogna fare il calcio, non bisogna parlare. Quindi mi sono messo da parte, adesso ci sono la bellezza di 3 individui o cordate eccetera che potrebbero entrare nel Portogruaro. Ho visto che oggi è uscito un articolo di una persona che abbiamo valutato ma che non abbiamo ancora deciso nel nostro direttivo. È uno di quei 3 che potrebbero entrare nel Portogruaro. Diciamo l'ex presidente del Treviso, per chi ci ascolta. Esatto, e quindi cercheremo di valutare la persona migliore per entrare dentro, perché il Portogruaro possa arrivare a quello che merita. Sì, io avevo il timore oggi che la squadra si sfaldasse, che venisse qua demotivata, essendo un po', insomma, sia l'articolo di oggi sul giornale che insomma le voci che stanno ricorrendo, squadra in smobilitazione, si sta smobilitando, insomma magari qua mentalmente oggi ci stava a non esserci, invece insomma no. Una bella dimostrazione di serietà da parte dei giocatori. La squadra, io devo solo ringraziare anche del mister. Il mister e la squadra, sono delle persone che si sono comportate in maniera giusta, in serenità, perché non c'era nessun. Ho sentito che lo spogliatoio in realtà non c'era assolutamente niente, sanno che c'è questo cambio, io gli ho parlato venerdì, sanno che poi si parla anche di questa passività del Portogruaro Calcio, che io ripeto, io sono presidente fino al 30 di giugno, se qualcun altro parla di passività del Portogruaro Calcio lo querelo. No, perché il 30 di giugno si vedono i risultati e i conti, quindi io veramente su queste cose non riesco. No, passività direi no, io l'ho seguito sempre il Portogruaro, ci sono sempre, l'abbiamo provata, abbiamo fatto il massimo, se non ci siamo arrivati è perché insomma altre squadre avevano un potenziale e un budget superiore al nostro, insomma. Ma, scusami Gianfranco, non ha anche un patrimonio il Portogruaro Calcio? Sì. Scusami, io ti rispondo da imprenditore, non ha anche un patrimonio? Quindi a questo punto qua queste cose mi fanno male, ma fanno male al Portogruaro Calcio. Allora io direi che il Portogruaro ha fatto quello che poteva con le risorse che aveva, io penso il massimo. Con un pizzico di fortuna forse quest'anno si poteva fare qualcosa di più, però non c'è stata mica. E quello che invece qua lo voglio manifestare, perché quello che ho letto sui giornali stamattina, insomma ho ricevuto tante telefonate e mail, perché il presidente del Treviso insomma non piace a tanti e c'è un po' di preoccupazione. Anche il presidente del Portogruaro. No, ma lì diversamente i tifosi, è una questione dei tifosi, però il presidente del Treviso insomma ha lasciato delle situazioni poco serene, e allora non si vorrebbe, insomma abbiamo bisogno di serenità e non complicazioni. In 5 anni i ragazzi e tutto lo staff eccetera non hanno perso
una lira, quindi io questo posso ribadirlo, e se qualcuno mi vuole contraddire lo faccio. Sì, beh, diciamo che visto che lei ha toccato il tasto economico, c'è insomma qualcosa da sistemare, ma entro il 30 giugno verrà tutto sistemato là dove c'è come è stato scritto da me sui giornali. Cioè. E se qualcuno si permette ancora, veramente, io non sono mai intervenuto, però questa volta scatta la querela. Io non ho letto accuse, No. si è detto insomma che c'è difficoltà Poi dopo il 30 di economica. giugno possono dirmi tutto quello che vogliono. Il main sponsor è quello che ci ha lasciato un po' a piedi, però capita nel calcio, insomma, anche in tante altre realtà. Abbiamo pagato i giocatori, eccetera. Siamo andati avanti. Allora, per chiudere... Quindi sono molto... Perché poi io sono arrabbiato per questo, Gianfranco. Sono arrabbiato perché mancherebbe poco. Noi abbiamo un budget, mancherebbe veramente poco per cercare di fare il salto, cioè qualcuno che venga... Vogliamo parlare di cifre, perché lei mi smentisca se sbaglio. Per fare un buon campionato di promozione ci vogliono circa 100.000 euro, 150 per l'eccellenza. Ci siamo su quelle cifre lì? Servono quel tipo di soldi lì? 100.000 per una promozione... Con 80 si fa un po'... Ci si salva. E noi a volte abbiamo navigato intorno tra gli 80 e i 100, insomma. Noi abbiamo sempre viaggiato intorno dai 70 ai 100, 10 anche. Perciò quindi di più. Questa è la cifra. Però se vogliamo parlare di cifre, facciamo un discorso che il Porto Mansuè e il Treviso hanno speso oltre 250.000 euro. Quindi a quel punto hanno dovuto lì sudarsela. però a quel punto lì non è più calcio dilettantistico. Sì. Ok, questa è la mia visione. Poi arriverà un nuovo presidente che ha le risorse, ma voglio ripeterti che quello che voglio dire io è che basterebbe poco per far sì, basterebbe altri 2 o 3 imprenditori che non devono portare una cifra di chissà che cosa e puntare, perché poi alla fine non è la capacità tecnica i giocatori, ce ne sono tantissimi, io sono 5 anni nel calcio, ce ne sono tantissimi, è un discorso economico. Diciamo anche che il presidente prende insomma critiche ma non prende soldi, li mette. Porca! E quest'anno più degli anni passati. Perciò anche qua insomma, il Presidente ci mette in tasca sua per alimentare una passione di base, perché senza passione uno non va a impegolarsi fra virgolette a fare il Presidente che è sempre tra incudine e martello. Insomma. Franco, io vado via dal Portogruaro Calcio, ma i miei soldi di sponsorizzazione li do anche a chi viene. Cioè non esiste un discorso che li do, come ho detto anche alle persone, li do anche a chi viene. Allora, l'ultima cosa che me l'hanno chiesta, il nuovo presidente che verrà, il direttivo rimane, c'è intenzione di rimanere o insieme al presidente se va via anche gli altri? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Perché quella riunione che avete fatto in settimana, cosa vi siete detti? Che ci sono queste 3 proposte da vagliare. Quindi una l'abbiamo già vagliata, una la vaglieremo domani e un'altra mercoledì. Allora naturalmente voi vi terrete insomma le vostre carte, però uno ormai è già emerso sui giornali che appunto Renzo Corvezzo, poi c'è Ciro Starita, l'altro nome che gira, c'è questa terza cordata che dovete ancora incontrare. Perciò domani e in settimana vediamo insomma se fate un comunicato. Veloce, perché sennò diamo adito a una serie di commenti su Facebook che non finisce più. Immaginiamo, ecco, Bene, allora Presidente, di persone che non fanno niente per il Portogruaro Calcio. Allora a nome dei tifosi, almeno quelli che mi seguono e che mi scrivono, che non mettono niente sul profilo ma in privato le assicuro molto, la ringraziamo per questi suoi 5 anni. Penso che al di là di qualche dolore si sia divertito, insomma sì. Gioie e dolori ci stanno. Io ritornerei a rifare. Ecco, questo è importante. Grazie Presidente. Arrivederci.